Sono oltre 580 milioni i fondi PNRR destinati al comune di Padova, che risulta essere in Veneto il comune che più beneficerà dei fondi europei per realizzare nuove opere pubbliche. Per questo il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha deciso di nominare un nuovo direttore generale che avrà la mission di portare avanti nei tempi richiesti le opere previste. La scelta, dopo il concorso, è ricaduta su Lorenzo Minganti, 49enne avvocato bolognese, 4 lauree e un lungo curriculum al servizio dell'amministrazione pubblica. Noi vogliamo essere un'amministrazione che sia d'esempio per il resto del territorio nazionale, per il resto d'Italia, nella capacità di spendere bene e spendere tempestivamente queste importanti risorse. Quindi vogliamo dimostrare come la pubblica amministrazione possa, sappia e quindi debba essere efficiente esattamente come il privato. Minganti ha anche collaborato negli anni scorsi con la Regione Veneto nella stesura della legge Veneto 2050 sul consumo di suolo. Molte le sfide che lo attendono a Padova. Certamente al posto numero 1 c'è il tram, che è una grande infrastruttura a servizio della città e che consentirà a questa di crescere ulteriormente in maniera sostenibile. E a Padova ci sono due interventi di cui si discute molto, c'è la Prandina e il Borgomagno, che vanno proprio nella direzione di rimodulare il traffico cittadino, quindi ci saranno decisioni importanti da prendere. Ha già qualche idea? Sì, certamente sia Prandina che Borgomagno sono due file assolutamente d'impegno. Su entrambi quello che sarà il mio lavoro è, insieme agli ottimi collaboratori che ci sono presso questa amministrazione comunale, ragionare insieme per prendere la decisione migliore guardando i numeri, non facendosi prendere da ideologie o posizioni preconcette. Oltre alle opere da realizzare con i fondi PNRR, nel futuro di Padova ci sono la realizzazione del polo universitario all'ex caserma Piave, il nuovo ospedale di Padova Est e la nuova questura di Vianelli. Ci sono tantissime cose da fare, collaborazione con le zone, collaborazione con l'università, con la questura per fare la nuova questura, sono talmente tante cose. Mi è illuso all'inizio di dire facciamo, no, non è possibile, arrivo talmente tante risorse e tante cose da fare che l'amministrazione comunale, io stesso ho bisogno di qualcuno che coordini le cose.